Trieste d'Arte torna al Museo Winkelmann per visitare la mostra Istri in Istria, che sarà aperta fino al 1° aprile, lunedì di Pasquetta, giova ricordarlo. Siamo in compagnia della dottoressa Marzia Vidulli, che gentilmente ci ospita e che appunto ci illustrerà questa esposizione partendo da un dato, come posso dire, essenziale, cioè chi erano gli Istri? Sì, buongiorno, benvenuti. Stiamo ospitando questa mostra sugli Istri che veramente ha incuriosito. Certo sono i nostri vicini e quindi a Trieste ci sono molti istriani e quindi abbiamo già dal periodo dell'inaugurazione della mostra, che era il 15 di dicembre, più di 10.000 visitatori. E prima di parlare degli Istri corre l'obbligo di ricordare che la mostra è stata voluta dalla comunità croata di Trieste, che ha ideato una trilogia di mostre sulle 3 civiltà della protostoria in Croazia. Nel 2018 abbiamo fatto la mostra sugli Apodi, con i materiali che venivano dal museo di Zagabria. Adesso è il turno degli Istri, con materiali che vengono tutti dal museo di Pola. Fra 2 anni avremo i Liburni e il museo di riferimento sarà quello di Zara. Gli Istri sicuramente sono quelli che noi conosciamo meglio. Sono il popolo che ha dato il nome alla nostra penisola, ma non sono sempre vissuti in Istria. Li conosciamo, sono presenti dal XII secolo a.C. all'arrivo dei Romani, praticamente l'età del ferro. Ma l'Istria era abitata anche prima dell'arrivo degli Istri. Come gli Istri, prima si viveva nei castellieri, che sono i nostri abitati anche del Carso, di tutto il territorio. Queste fortificazioni con grosse mura, cerchie di mura, a proteggere all'interno, in cima al colle, le case, le capanne e gli edifici più importanti. Quando arrivano gli Istri in Istria, succede un cambiamento totale. Se prima gli abitanti seppellivano i loro morti inumati in cassettine in pietra, coperte da pietra a formare dei tumuli, quando arrivano gli Istri, il modo di seppellire sempre è quello della cremazione. Quindi è evidente che è arrivato un popolo con le sue nuove usanze. E come si traducono poi queste, cioè come impattano queste nuove usanze? E perché impattano in maniera notevole? Forse sono concetti che magari per noi sono difficili da assimilare, ecco, per certi aspetti, no? Noi in archeologia troviamo che alcuni castellieri che mostrano materiali dell'età del bronzo, quindi dell'età precedente, non hanno materiali dell'età del ferro perché sono stati completamente abbandonati. Altri invece sono creati ex novo e raramente si trova materiale precedente. E da dove viene questo popolo? Per noi è difficile capirlo, ma dobbiamo pensare alle invasioni barbariche, che sono per noi più comuni, no? Sì, questi popoli che si muovono, spinti da altri popoli e conquistano nuove terre e combattono. Ecco, questo succedeva anche nell'età del bronzo e del ferro. E soprattutto dobbiamo ricordare che il XII secolo è il momento della guerra di Troia. Per noi la guerra di Troia appartiene alla letteratura e invece è un momento storico importantissimo per cui in tutte le civiltà, anche nella cultura egizia, ci sono i popoli del mare, ci sono i movimenti dei Fenici, dei Sardi, c'è un enorme movimento intorno al Mediterraneo e quindi anche in Istria.
E come datiamo questi nuovi movimenti? Proprio dalla presenza nelle tombe, quindi a cremazione, quindi ci sono delle urne che sono in ceramica o in bronzo che hanno uno stile e all'interno gli oggetti del corredo di bronzo degli ornamenti personali. In mostra, dottoressa Vidulli, che cosa vediamo? In mostra vediamo soprattutto materiale che viene da 2 siti, dalla zona vicino a Parenzo, dove 3 castellieri, 3 collinette ospitavano dei castellieri, di cui si trovano ancora oggi i resti, si chiamano le collinette dei Pizzughi, ma soprattutto nelle valli tra le 2 collinette c'erano le necropoli, scavate già da Carlo Marchesetti, per cui in questo museo abbiamo già una sala dedicata a questa necropoli, e ora invece il materiale che viene da Pola e degli scavi successivi. Ma soprattutto il materiale viene da Nesazio. Nesazio è il castelliere più importante degli Istri ed è quello ricordato dalle fonti romane, perché quando i romani arrivano nel III secolo a.C., poi fonderanno Aquileia e combatteranno contro gli Istri. Gli Istri che non erano un popolo, nel senso che diamo noi a questo termine, erano delle tribù, dei clan che vivevano in questi castellieri che non erano molto grandi, che solo in caso di pericolo si uniscono, e appunto con l'arrivo dei Romani. Prima riescono addirittura a prendere di sorpresa un accampamento romano, e i Romani non sapevano combattere se non ben organizzati, quindi fuggono dall'accampamento, gli Istri gozzovigliano, come raccontano sempre le fonti, con i beni che trovano, e i Romani riconquistano il loro accampamento. Poi, ben organizzati, i Romani passeranno tutta l'Istria e gli Istri si chiuderanno in questo castelliere di Nesazio, che si trova a 10 chilometri da Pola, a nord-est, in una posizione fantastica, perché è una collinetta molto ben protetta, perché 100 metri sotto c'è Porto Badò, siamo sul Quarnero, questa insenatura del Quarnero con questa zona molto facile per gli approdi e soprattutto con la presenza di una polla d'acqua. Gli Istri si difendono, i Romani attaccano, un vero e proprio assedio che, secondo Tito Livio, si conclude con il suicidio del re degli Istri Epulone e di tutto il popolo. È un po' un leitmotiv delle fonti romane. Certo che gli Istri non scompaiono dall'Istria, anche perché Roma non conquista l'Istria per insediarsi. Questa conquista del 177, ma verrà occupata l'Istria dai Romani solo con Augusto, passerà 1 secolo e mezzo. Roma difendeva il territorio intorno, no? Da questi popoli bellicosi e che le fonti dicono erano dediti alla pirateria. E quindi gli Istri sono un popolo che vive nei castellieri, quindi agricoltori, allevatori, ma soprattutto commercio via mare. E i materiali trovati nelle necropoli confermano che erano in contatto con tutti i popoli che vivevano sull'Adriatico. Nelle tombe troviamo ceramiche etrusche che vengono dalla Etruria, che è arrivata sul mare Adriatico, e portano ceramiche, ma anche ventagli in bronzo e altri oggetti tipicamente etruschi, che evidentemente erano scambi di popoli, di elite che si scambiavano questi oggetti, ma che poi gli Istri portano nelle proprie tombe. Ci sono armi, poche, che invece ci mostrano il collegamento col mondo piceno, quindi con le nostre Marche, e anche altri oggetti vengono da quel territorio, soprattutto di bronzo. Molta ceramica viene dalla Puglia, dalla cultura daunia, che noi isoliamo nel Gargano della Puglia,
questo tutto succede dall'8° fino al IV secolo. E nelle tombe troviamo dei pezzi che vengono dalla Grecia, una brocca a figure nere di produzione attica. Non è che gli istri sono arrivati in Grecia, ma sono i materiali che sono stati portati in Puglia o dagli Etruschi e poi sono arrivati in Istria. Quindi un bellissimo movimento commerciale. Quindi dall'Adriatico poi queste merci venivano scambiate con l'entroterra e quindi con i Veneti e con la zona del nostro Isonzo e quindi dal nord arrivava l'ambra, arrivava lo stagno, dal mare tutti questi prodotti preziosi. Ci sono, dottoressa Vidulli, degli esempi tipici, diciamo così, della produzione degli istri in mostra? Sì, c'è quella che noi chiamiamo la ceramica dei Castiglieri, che è una ceramica che ha un colore bruno, marrone, e che è decorata, quando era prima della cottura, da incisioni con motivi a spirale, che è uno dei motivi importanti per gli istri, o a greche, e nelle incisioni poi era messa della pasta chiara, così questo motivo si vedeva molto bene su questi corpi di vasi marroni. Ma non sono moltissimi questi materiali qui in mostra perché sono più semplici come ceramica, hanno preferito portarci gli oggetti di importazione. La mostra occupa 2 sale nel secondo piano del Museo Winkelmann, però alcuni oggetti più, diciamo, più pesanti sono esposti nell'atrio del museo. Sì, e la mostra inizia a accogliere i visitatori nell'atrio con i materiali in pietra locale, vicino a Nesazio, e importantissimi perché Nesazio è l'unico sito che ha restituito scultura. È pochissima la scultura trovata in Istria, anzi solo a Nesazio. Non abbiamo qui in mostra i pezzi più importanti perché uno di questi pesa 1,5 tonnellate ed è rimasta a Pola. Sono delle sculture di una madre che allatta il bambino, di un cavaliere e il cavallo. Da noi hanno portato solo 2 torsi maschili e una stele, una pietra verticale decorata da spirali. Che è appunto l'elemento. Esatto, l'elemento che ha creato forse quello che è il nostro interrogativo principale, perché questa stele con le spirali e anche tanti altri frammenti sono stati trovati come le statue, non in posizione originaria, ma spezzati e riutilizzati nelle murature delle tombe a camera che contenevano le urne, oppure addirittura sotto le tombe. Cosa vorrà dire? Che queste sculture sono precedenti alle tombe. Se noi il materiale delle urne lo datiamo al IX-X secolo a.C., vuol dire che queste sculture sono più antiche. Allora, per quanto riguarda le spirali, subito gli scavatori, che erano Piero Sticotti e Alberto Puschi, hanno riconosciuto che si tratta di cultura micenea. Non è che i micenei come il solito discorso sono venuti, però è la scultura di questi popoli che si muovono. E la spirale poi è un elemento di vita, forse dell'onda del mare, quindi molto apprezzato. E se diciamo micenea, la cultura micenea la datiamo tra XV e X secolo a.C., quindi proprio prima della datazione. Per le stele questo va benissimo. Per quanto riguarda le sculture, uno storico dell'arte che le studia, che trova i confronti, non riesce a datarle più in là del VII secolo.
Dobbiamo per forza pensare che sono precedenti, ma allora sono le prime sculture. E lì ci fermiamo e là si discute, e c'è chi dà credito alla storia dell'arte che dice VII, VIII secolo, c'è chi invece dice no, archeologicamente sono precedenti. E questo è il grande quesito che è stato discusso anche durante le conferenze che hanno accompagnato questa mostra. È un quesito che purtroppo resta aperto finché non verranno trovate sculture del X secolo nel nostro territorio. Lei ha, dottoressa, indirettamente risposto alla domanda che stavo per fare, ma io la riformulo ugualmente. Ciò che lei ha detto appunto ci mostra come l'archeologo, insomma chi studia archeologia, lo studioso, eccetera, non si accontenti, no? Nel senso scava, per quanto riguarda gli archeologi può avere un significato doppio, ma comunque appunto non ci si accontenta dell'oggetto, lo si studia di continuo, di per sé lo si studia per situarlo all'interno di qualcos'altro. Questo è fondamentalmente anche il bello e il curioso del vostro lavoro. Certo, intanto lo scavo, perché quando Puschi e Sticotti sono andati a scavare a Nesazio, pensavano di scavare la Nesazio romana e hanno trovato pochi, ma i resti di abitazioni, di terme, di templi. È inaspettata questa necropoli pre-romana, sono 112 tombe veramente importanti. Quindi non sai cosa troverai e quando lo trovi devi confrontare quanto si sa e quanto è venuto fuori dagli altri scavi. Gli scavi di Nesazio sono del proprio 1900-1905, bravissimi i nostri antenati, direttori dei musei che avevano una cultura strepitosa, avevano studiato a Vienna e in Germania. Oggi sappiamo molte cose di più, comunque non riusciamo a risolvere questo problema. Che cosa ci aspetta, dottoressa Ridulli, al Museo Winkelmann dopo la mostra sugli Istri? Dopo la mostra degli Istri verrà sicuro qualche altra mostra. Adesso iniziamo a preparare una piccola mostra ma curiosa su un materiale di una necropoli sull'Isontino, di cui noi abbiamo metà materiale, metà è rimasto a Vienna, che ci parlano degli Abisontes, questo popolo che viveva sull'Isonzo, Isonzius, Abisonzi, e che sono nel momento in cui arrivano i Romani e che collaborano con i Romani. Quindi un momento molto interessante e poco studiato. La cosa curiosa è che, come abbiamo documentato la scorsa settimana, la prossima mostra del Museo Istriano riguarderà i Castellieri, quindi insomma c'è tutto un rincorrersi di argomenti che noi poi dopo siamo ben felici di testimoniare. Dottoressa, grazie per averci ospitato ancora una volta, poi noi ci vediamo sempre molto volentieri. Grazie a voi.